Raga, ciao a tutti dal Comandone veneziano, torniamo su Football Manager 2023 e la partita di oggi è Naples vs Verona. Allora, abbiamo Ramani fuori, 10 giorni, perfetto. E mettiamo il soldato Kim. Juan Jesus sta giocando anche bene e ce lo teniamo. Poi, allora, al posto di Shingo mettiamo Dai Lorenzo. Dai Lorenzo. Ok. Osimhen, sono tutti stanchi i miei però, mettiamo Piotr Zielinski. Ok. Siamo un po' in difficoltà. Mettiamo Elmas, è l'unica. Ok. Ok. Poi abbiamo Pino, vabbè Pino, Fio è stanco, mettiamolo. Mamma mia, ragazzi, siamo veramente messi male, eh. Abbiamo la squadra veramente stanca, speriamo bene, raga, speriamo bene, ma non la vedo simpatica, sinceramente. Vai, raga, proviamoci, sono importanti questi 3 point. Li voglio questi 3 punti a Verona. Attenzione subito Zielinski, cross. Osimhen palo esterno di Osi. Ma lo stadio non può essere vuoto, dai. Incoraggiamoli subito i ragazzi. Ma è uno stadio che non mi piace. Il Maradona deve essere tutto esaurito ogni partita. Attenzione va. Di Lorenzo, di Lore, di Lore, di Lore, di Lore, di Lore. Arca peccato. Elmas, Kvara, Kvara! Svelia! Mamma mia, che gol di Kvaradona. E noi ci abbiamo Kvara gol. Però la squadra è già distrutta, ragazzi. La squadra è già stanchissima. E la cosa non va per niente bene. Mamma mia. Verdi. Occhio, bravi. Dai che teniamo, dobbiamo tenere duro, raga. Lo diamoli, perché sono contenti. Frustrato lo Zano. Non vi rilassate, ma qua... Allora, il più stanco è Lobotka. È al posto di Lobo. Mettiamo Demme. Ok. Poi, chi è che è stanchissimo? Olivera, mettiamo Rui. Ok, i primi 2 cambi fatti. Cerchiamo di fare il 2-0, ragazzi, per piacere. Soldato Kim per Elmas. Demme per Osi, Kvara. Non ci credo, miracolo di Montipo su Kvara. Zinis. Attenzione Lozzi. Demme, boh. Madonna Demme, Diego Armando Demme, fioi. Diego Armando Demme. Uno Super Naples. Gol. No, fazzolina. Aspettiamo il VAR per la sicurezza. Rete annullata, ma puttana miseria. Facciamo riposare Kvara e mettiamo Gaetano. Proviamo Gae. E togliamo anche Osi e mettiamo Sibeone. Per l'ultimo cambio aspettiamo un po'.
Allora, più disciplina, dribbling di meno, a volte rallentiamo il gioco così dopo non moriamo. Vai. Teniamo duro, ragazzi. Ok. E quale tattica? Facciamo l'ultimo cambio. Esce il soldato. Non abbiamo un centrale, benissimo. Abbiamo Zanoli. Mamma mia, speriamo bene. Equilibrato. La gente è stanca, ragazzi. Zielinski, dai per un ben 3-0. Vai Mari Simeone, quelli ci dà una svegliata. Niente. Gaetano. Gaetano. Vai Gae. Bravo Gae. E Simeone, l'avevamo detto. Si sveglia Simeone. Il terzo gol comunque per Simeone. Diego, Pablo, Anos, Giovanni, Simeone. Lodiamoli questi porchi. Stiamo portando a casa un'altra bella vittoria. Bravissimo Mario lui. Non è che voglio il clean sheet, voglio il clean. Io kill ma shit proprio, shit. No, no, la cagata, bellissimo gol, ma cagata incredibile nostra. Juan Jesus, mamma mia. La vinciamo messo sui coglioni l'ultimo gol. Molto bene. E siamo il Ferencvaros e qua dobbiamo fare un po' di turnover, raga. Ok. Bene. Grande Zelensky. Perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Siamo il Ferencvaros e qua cioè, cercare di vincere in Ungheria nonostante il turnover. Ok, qua abbiamo solo il Milan che ci può superare e vince chiaramente, perfetto. Milan nel gioco le vince tutte, purtroppo solo nel gioco. Lautaro ce l'ha fatta, si vede che non se ne avrà 30 anni. Ragazzi, il turnover è importante, la rischiamo, lo so, però non voglio rischiare. Il Salato Kim deve invece rimanere in campo perché abbiamo fuori sia Ramani che Ostigard, chiunque posso mettere Zanoli, con tutto il rispetto. Cioè, è importante vincere questa. Le Champions, ma c'ho i copyright, ho i copyright. C'ho i copyright. Scusate. Dai, cerchiamo di portarla a casa, cazzo. Piovigginoso. Al Ferencvaros Stadium. Incoraggiamoli, ragazzi. Mario. Mamma mia, per poco arrivava il gollazzo. Attenzione Lozano, un po' infortunato, zio Ken. Dai, Lozano, porca trotta, però. Vabbè, primo tempo a dir poco aberrante. Allora, mettiamo Jeremy Pino. Jeremy Pino. E Ndombele è stanchissimo, mettiamo Lobotka. Vai. Domando di più però, raga, Che con sti ungheresi, cioè, la vittoria deve essere obbligatoria nonostante il turnover. 10 tiri a 3 non riusciamo a segnare. Devo mettere anche Osi e Kvara. E mettiamo anche Zielinski per il Gaetano che ha fatto grandi cose.
Alziamoci un po'. Vai, spingiamo a cannone negli ultimi minuti. Sta maturando un pareggio brutto, adesso dietro la perdiamo. Bravo, bravo Lobo, Lobo per Kvara. Kvara dona incredibile per Osi. Cagatissima atroce di Osi. Cagatissima atroce di Osi. E qua però recupera bene chissà. Guarda come stiamo pressando adesso. Jeremy Pino, dalle in mezzo, rigore. No, questo non può andarmelo. All'87esimo penalty. Rigore concesso. Ti prego, ti prego. Zielinski. Sarebbe troppo importante. E Zielinski lo sbaglia. Ci giochiamo tanto questo errore, eh? Kvara. Lobotka. Pino. Ai ai ai, occasione al 90esimo sprecata. Incredibile, non è la giornata oggi, però questa è pesante. Dio Cristo. Sì, mi incazzo Fiore, perché sbagliare un rigore così non è accettabile. Adesso vediamo la classifica, ma un po' mi spaventa. No, siamo qualificati, godo. Scusate, panico per il cazzo, perfetto. Però chiaramente potevamo ipotecare il primo posto, mentre l'ultimo primo posto ce lo giochiamo contro il Siviglia, che è ultimo in classifica, però che cazzo. Sarebbe importante arrivare primi, va bene, potevamo fare, ma vaffanculo, eh. Lozani fortunato 2 giorni, riceve un po' di soldi, Pino racconta giustamente la furia. Non me la prendo con lui. Non me ne frega niente degli altri. Ma non rompete le palle. E sono una Salernitana in trasferta. Il Dele è felice perché abbiamo raggiunto la seconda fase. Perfetto. Perfetto, questo fa morale. Laurentiis è felice, quindi godo. Molto importante. Adesso si va a Salerno. Un derby infuocato. Ok. Ok. Boh. Osimhen è un giocatore pazzesco. Tra un po' c'è anche il... ci fermiamo per il mondiale. Ok. Grande Pino. Deve svegliarsi. Dai. Bologna Lecce, il Bologna vince. Bologna è incredibile. Zona Champions. Napoli c'è 4 milioni, perfetto. Vediamo una cosa, se noi ci spariamo... Beh, arriviamo fino alla Cremonese, se ci spariamo 3 partite qua, che così. Dopo abbiamo la pausa del mondiale. Pazienza, insomma. Faremo qualche amichevole, ovviamente, con chi c'è. Milan-Inter, per la prima volta spero una vittoria dell'Internazionale. Allora, chiaramente il campionato, tutti i titolarissimi che sono riposati. Kvara, Paino, Ramani piano piano torna, Ndombele, mettiamo Lobotka, qua mettiamo Demme e Zielinski, però Demme è senato di merda, la mettiamo Elmas. Ok, così però buono.
La difesa mi recupera qualcuno. Beh, Di Lorenzo sicuro. E se Singo non sta facendo male, anzi, in realtà sta facendo anche meglio. Buono, buono, buono. Purtroppo è Ostigar ancora dentro settimana. Vabbè, ormai è finita, dai. Teniamo duro queste ultime partite prima del Mondial. E dopo comunque ritornano. Adesso bisogna vincere queste partite, ragazzi, è fondamentale. E vorrei arrivare primo nel girone, se possibile. Vai. Vai raga, andiamo a vincere, ti prego, con la Salernitana. Troppo importante. Perché il Milan va a giocare il derby alle 3 quarti e può perderlo. 17esimo, ancora niente. Candreva. Occhio ragazzi, no, Dia. Lasciamo spazio così a Dia. Mamma mia, però ragazzi, ancora il can, ancora il can. Gol. Gol al regolare. Attenzione ragazzi, stiamo perdendo una partita pesante, eh. La Salernitana sta inventando la partita della vita. Ti prego, segniamo prima del fine del primo tempo. Vai Kvara, Kvaradona. Non ci credo. Male, male, male. Dai, non possiamo essere così scandalosi, non possiamo perdere con la Salernitana, ragazzi. Questa sarà una sconfitta veramente pesante. Zielinski. Kvara, vai Kvara. Non ci credo, Kvara la sbaglia. Non ne va una giusta. Mario lui è stanco, entra Oliveira. E Don Bele perde i rischi. Jesus. Mario. Mario per Kvara. Kvara, 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 Kvara. Mettila in mezzo, Kvara, bravissimo Elmas, ti prego. Niente da fare. Il soldato Kim per Elmas. Niente, super Salernitana, ragazzi. Sparito l'audio, così. Olivera, ancora errore, madonna, Olivera è entrata di merda proprio. Mamma mia. Kvara, Kvara. Niente, ancora errore Olivera, ancora errore, non ne sta uscendo una di giusta, Di Lorenzo. Il Dile, Pino, non Belè, ma porco Diaz però, dai. Ma non possiamo mangiarcele tutte, però. Incredibile. Un tiro, un gol hanno fatto sti qua. Soldato Kim. Meret, che proprio non mi piace come portiere. Osimhen. Niente. Sanitana sembra Real Madrid, te la fare. Non riusciamo a prenderla. Di Lorenzo, Dombele, Pino, dai Paino. Niente, altra ora di Paino. Sì, sì, prendiamo il 2-0. Sono classificazioni che prendiamo il 2-0. Mamma mia. Che disastro, ragazzi. Che disastro oggi. Di Lorenzo. Abete. Dai, Abete, dai. Il soldato Kim. Elmas.
Il Masperosi e niente, sbagliato. Sì, vabbè, ma Fazio sembra Baresi, però dai. Che schifo. Jesus, guarda. Vai, indietro, tanto stiamo perdendo, stiamo vincendo, no? Meret perde tempo. Osi ti prego, Osi ti prego. Fuori gioco, vai a fare in culo, te l'hai neanche mangiata, va a cagare, va. Che bello perdere una partita dominata. Di Lorenzo. Kvaradona, niente. Osi. Palo. Di Lorenzo, vabbè. Vabbè, dai, va. Leggermente scriptata, ma va bene. Guarda, perdono tempo, che belli. Guarda, 2-0. Incredibile quello che sto vedendo, incredibile quello che sto vedendo. Dominio assoluto, non c'è più un'azione, persa, dai. No, questa è veramente pesante. Arriva una sconfitta pesantissima, immeritatissima e pesantissima. Vale stanco. Abbandona, vai, mi incazzo con sti figli di puttana. Milan pareggia, incredibile, riusciamo... no, i coglioni, dovevamo vincerla questa, dovevamo vincerla, pippe che non siamo altro, pippe che non siamo altro. Abbiamo fatto turnover, non l'ho registrata perché tanto eravamo passati, vinciamo 5-2 col Siviglia è proprio disastroso quest'anno, mamma mia. Molto bene, partita importante, il raspa gol, Lozano, tutto bene, dai, tutto bene, tutto bene. Tutto regolare. Il problema è che siamo tutti stanchi. Siamo tutti stanchi, abbiamo l'ultima a Cremona. Abbiamo l'ultima con la Cremonese, bisogna vincere ragazzi. Adesso ci riposiamo. La Salernitana perderà con la Sampdoria. Milan pareggia, speriamo che ci possa passare il turno. De Ketelaere segna, almeno qua. No, Salernitana vince ancora in momento di forma la Salernitana allora. Mi consolo, dai. E dopo inizia il Mondial. Aspetta, non mi ricordo. Vediamo se sono abbonato. Ma scusa un attimo. Sorry boss. Calendario. Mondiali. Non so, no, già la seguo, ok, perfetto. Mettiamo la titolarissima. Allora, Osi, Kvara, Paino. Mettiamo Lobotka qua, Zielinski qua e Anghissà di là. DM e coso. Ramani ha recuperato, sì, però anche in forma. No, Jesus è in forma in questo momento. Piuttosto togliamo il soldato Kim. Ok. Ostica ancora fuori, vai. A Cremona bisogna non vincere, stravincere, ve prego. Pino si allena sempre da Dio. Ti ho svegliato Simeone. So quantomeno ci riposiamo una settimana. Questo l'è importante, l'è importante. E dopo ci sarà la pausa, almeno dai finire così, adesso Milan forse la recupera domenica, così almeno abbiamo la stessa partita, speriamo. E non capiamo la situa. E Milan Spezia. Milan Spezia dello scivolone 5-0, ragazzi. Sì, il Milan si siede al comando. Purtroppo perché non è così in realtà.
Ma va bene, adesso bisogna pensare adesso. No, ancora male si è fatto. 3 settimane, ma puttana, ma cos'ha sto uomo? Integrità fisica. Sta crollando sto uomo. Madonna, che fastidio però. Mamma mia, oh. E bisogna mettere il soldato Kim. Mamma mia, Roma vince. Boh. Adesso bisogna vincere a Cremona, appunto. Anche siamo a -3 alla pausa, va bene, insomma. Dai. Sorteggi della UEFA Champions League. Ciao Fioi. Iniziano i sorteggi. Iniziano i sorteggi. Attenzione, copyright, copyright, copyright. Copyright, copyright, copyright. 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 Allora. Sono Zinedine Zidane, ciao. In diretta da Istanbul. Chelsea vs. Chelsea. Juventus. Bella partita. Cosa vuole mostra info abbinamento? No. Vabbè, ciao. Poi abbiamo imbattuta in Champions League. Ciao. Quanto figo è questo gioco. C'è sta cosa stupida, troppo figa. Poi vediamo delle non teste di serie. Vediamo chi esce. Francoforte, ti prego. Ti prego, Francoforte e Napoli come la realtà. Francoforte e Napoli. Francoforte e Napoli. Francoforte e Napoli. Francoforte e Napoli. Napoli. Francoforte e Napoli. Francoforte. Contro chi? Perché non me l'ha detta? Francoforte e Milan, ma vaffanculo, va. Francoforte e Milan, ma che bavosi, oh. Non troppo predestinato a giocare contro il Milan, ma vaffanculo, va. Napoli, vediamo. Tottenham, squadra rognosina di Antonio Conte. Peccato, Francoforte, è una bella occasione. Ma perché? Francoforte e Salisburgo. Io voglio capire una cosa. FC Porto. FC Porto non posso io chiaramente perché l'ho già affrontata. Ai ai ai. FC Porto. FC Porto. Vabbè, non so perché è così lento, non riesco a fare una per una, un po' più veloce, però bene, gostiarcene basta. FC Porto. Però non me lo dice. Che bello. Possiamo vederlo da qua. Porto Barcellona. Vediamo la prossima. Oi. Rangers, magari. Ti prego, Rangers Naples. Real Madrid. Ma perché non me lo dice? Sto sbagliando io qualcosa, probabilmente. Che sfiga, oh. Tutte le più scarse sono già uscite. La Benfica, cioè, veramente proprio scarsissimo. Certo, Liverpool è atletico, però che palle. Liverpool. Liverpool, FC, Liverpool. Liverpool. Bayern Monaco, mamma mia, bella questa. Spererei tanto il Benfica, sinceramente. Benfica, ti prego Napoli, Benfica, ti prego Napoli. Benfica, ti prego Napoli.
prego, Napoli, 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 Napoli. Forse noi? Benfica-Napoli, oh yes, oh yes. E Atletico, Manchester City, vediamo il Chelsea, Juve bellissimo, Francoforte, Milan, vantaggio Milan, Tottenham, Salisburgo, equilibrata, Porto, Barcellona, Barcellona, Rangers, Real, Real, Liverpool, Bayern, forse un po' Bayern, Benfica, Napoli, spero noi, Atletico, City, City. C'è andata di culo, ragazzi, eh? C'è andata veramente di culo. Possiamo andare ai quarti, ci sono tanti soldi per il prossimo mercato. Masic si ritira. No, potremmo riportare Mare Chiaro, però. Mare Chiaro. Dai, raga. Prima... No, cos'è? 3 giorni. Porca puttana. Oh. Si rompono tutti i nostri, mamma mia. Fatti col culo sono. Ma ragazzi, a Cremona un solo obiettivo: portarla a casa. E lo facciamo anche giocare Kvara, non mi interessa, cioè non può non giocare Kvara, dai. Un Napoli senza Kvara non è Napoli, anche se sta dimostrando in realtà che vince che senza. Vengo dalla vittoria anche contro l'Udinese. Anche se vinciamo con la Fiorentina la vedo un po' impossibile ormai. Salvo un crollo devastante. Vai. Vai raga, prima dei mondiali. Portiamola a casa facile, per piacere. Sarei anche stufo. Oh, l'ex Venezia. Ok, Reche. Era ok. Ok show, ok show. Bravo Zelischi, dai. Iare mai Pino. Dai, Abete, dai. Vai Meret. Bravo Mere. Sì, ma perché giochiamo così? Non sono queste le. Non sono queste le indicazioni che sto dando, però ragazzi, sveglia, grazie. Di Lorenzo. Anghis, Osimen, Kvara, gol. Bel gol, dai. La sconfitta proprio a Milan-Udinese, vabbè, passeggiata del Milan. La sconfitta di Salerno che non ci sta minimamente. Quindi la squadra però quando sta bene. Troppi impegni, dai. Non abbiamo una squadra iper lunga. Poi abbiamo speso tanto per Pino, ha voluto puntare. Mamma mia. Sulla pazzia Jeremy. Possiamo fare il secondo. Attenzione, Beto, 17esimo, Milan 0, Udinese 1, calma. Possiamo fare il 2-0 però ragazzi, per sentire liete novelle da Milano. Ma cos'è sta roba? Chiriches però sbaglia. Osi, cosa fa Osi? Ma cosa fa Osi? Cagata osiniana. Sta giocando bene, se c'aveva un gol praticamente fatto. Voglio il 2-0, grazie. Zielinski, Osi. Anghis. Lobo, passa l'Atka. Ah, perché? Mario lui. Marietto lui. Marietto. Brave No, Pino no. Togliamo Pino, mettiamo Irving. Togliamo Keane, mettiamo. Schiamo Zanoli, però. Vai. Ed Elmas per Anghis. Fallo. Oh. Sporo, però. Avete rotti i coglioni. Vediamo se rigore un po'. Secondo me è al limite. Rigore. Per favore stavolta segnalo però Zielinski. Andiamo a chiudere sta cazzo di partita. Gol. Piotr Zielinski 2-0.
Buono, buono. Esce Marietto Rui, entra Oliveira, mettiamo Gaetano per Kvaratskhelia e anche Giacomino per Osimhen. Non si posso più farlo, è vero, giusto. Elmas, bellissimo per Kvara. Grande qua. No, non puoi darmi un gol così, però. Dai, rallentiamo. Cerchiamo di non fare cagate, grazie. Zanoli, bravo. Non dare comunque fiducia a sti giovani. Valeri, Valeri. Ma porca puttana, ma prende. La difesa fa fatica. Rachmani manca, eh. Milan pareggia, Giroud, Giroud 79esimo, zio Ken. Adesso vinceranno, ovviamente. Ok, noi abbiamo vinta la nostra un po' a fatica, ma c'è fatica in realtà no, però. Boh. Andiamo a vedere la classifica. Oh, ma i risultati non me li dici. Eh sì, recuperiamo 2 punti pesantissimi. Siamo a -1, ragazzi. -1, -1, -1. E andiamo a riposarci e siamo tutti là. Però magari fosse così anche in realtà, ma non è così. Raga, sotto il commento veneziano ci salutiamo con gli ottavi contro Benfica e soprattutto con un campionato apertissimo con Milan 33, Napoli 32, Inter 30 e addirittura Bologna 27, Juve in difficoltà, Roma in crisi nera. Raga, un saluto da Kumendo, ve ne siamo. Ciao!